L'autista CTV cerca di sventare un furto a Piazzale Roma ma viene sfregiato in volto da un gruppo di borseggiatori, 4 punti di sutura per l'uomo che racconta: ho cercato di schivare i colpi, spero che questo momento passi presto. Almeno una dozzina di persone sono state coinvolte in una nuova maxi rissa nella notte appena trascorsa in via Palazzo a Mestre. Il ferito più grave è un uomo sulla quarantina. Colpo al bancomat di via Roma, Musile di Piave, il boato alle 4 del mattino, l'assalto al Monte dei Paschi di Siena di via Roma, ladri in fuga con un bottino sugli 60.000 euro. Ingiusta e irricevibile la proposta del nucleare a Marghera di Brunetta, così le opposizioni con Martella del PD e Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra a sostenere la proposta Fratelli d'Italia con Speranzon. Ancora uno stop di 20 giorni alla nave di Mediterranea Saving Humans che dopo aver salvato 58 persone in mare ha disobbedito alle indicazioni della Guardia Costiera. Annunciate le nomine del nuovo consiglio della Procuratoria di San Marco a Venezia, 3 conferme, 4 nuovi innesti, tra i quali anche il nome di un consigliere non veneziano che arriva da Macerata. Stadio Penso sold out domani contro l'Atalanta, previsti più di 12.000 tifosi tra gli spalti col Venezia di Eusebio Di Francesco a caccia di punti, fischio d'inizio per le 15. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta da studio, edizione di Venezia dei nostri telegiornali con la barbara aggressione. Cominciamo questa sera a Venezia a un autista ACTV pestato a sangue dai borseggiatori per aver sventato il furto di uno zainetto, l'uomo sfregiato in volto, per lui 4 punti di sutura. Mi è andata bene, sono riuscita a schivare i loro colpi, tranne uno, e ora voglio solo che passi questo momento. Così l'autista CTV di 45 anni, dopo la brutale aggressione subita dai borseggiatori nel bus di linea in cui era di servizio intorno alle 20 a Venezia, in Piazzale Roma, venerdì 18 ottobre. A bordo del bus CTV numero 5, uno come questo che porta all'aeroporto di Tessera. L'autista picchiato a sangue con il manico di un ombrello da un gruppo di 4-5 ragazzini saliti a bordo senza il biglietto, tutti borseggiatori. A colpirlo quello che faceva il palo, i colpi con il manico dell'ombrello inferti alla fronte vicino all'occhio, rimediando al civile di Venezia 4 punti di sutura dopo essere rimasto sfregiato, rischiando restasse colpito addirittura nell'occhio stesso e perdendo una quantità enorme di sangue, come si vede dalla foto scattata dopo il pestaggio. Tanta rabbia, cattiveria e violenza soltanto perché il dipendente CTV stava sventando il borseggio di uno zaino da parte del complice dell'aggressore. La vicinanza al collega di RSU con Alberto Cancian. Abbiamo visto le immagini e abbiamo preso anche paura, perché abbiamo temuto veramente il peggio per il nostro collega, al quale va tutta la nostra solidarietà come lavoratori più che come sindacalisti. A condannare l'attacco e esprimere vicinanza all'autista CTV e alla sua famiglia, con l'amministrazione comunale e i vertici dell'azienda e del trasporto pubblico locale, rispettivamente assessore Michele Zuine e direttore generale UM Giovanni Seno, anche la FILT CGL chiede siano predisposti mezzi e risorse per garantire la sicurezza al personale utenza CTV, diversamente con le premesse quali quella di venerdì scorso, piuttosto che rischiare, meglio interrompere il servizio. Serve che l'azienda dia un segnale ai propri lavoratori di protezione, anche assumendo, come dire, delle posizioni forti, perché se io sono un lavoratore e non sono nelle condizioni di sicurezza per svolgere il mio lavoro, io mi devo fermare. Esprimo la mia vicinanza all'autista CTV aggredito vigliaccamente a Piazzale Roma, un episodio gravissimo, purtroppo l'ennesimo, di fronte al quale serve una volta per tutte non solo il rafforzamento delle forze di vigilanza a bordo dei mezzi, ma anche un diverso approccio in chiave giudiziaria da parte dell'azienda. Lo dice il consigliere regionale del PD Jonathan Montanariello dopo l'aggressione di ieri ai danni di un autista ad opera di un gruppo di borseggiatori saliti a bordo del bus al capolinea di Piazzale Roma a Venezia, come avete sentito. E almeno una dozzina di persone sono state coinvolte in una rissa in piena notte in via Palazzo, lasciando un uomo gravemente ferito. I commercianti e i residenti, stanchi del chiasso notturno e della mancanza di controlli, chiedono ora alle istituzioni di intervenire per riportare la tranquillità nel quartiere. Circa alle 2:10 questa notte, via Palazzo, si è sentito un gran trambusto. Quindi parecchi siamo andati al balcone a vedere cosa succedeva. Grossa rissa, sempre partita dal bar alla Moretta.
La voce di una residente in via Palazzo, che per paura preferisce non apparire in video, racconta una notte di ordinaria follia nel cuore di Mestre, a 2 passi dalla sede municipale. Almeno una dozzina le persone coinvolte in diversi gruppetti. Ad avere la peggio un uomo sulla quarantina con la testa rotta, sanguinolento a terra. Quindi abbiamo visto una persona buttata a terra, un altro copiosamente gestava sangue dal volto e dalla testa. È arrivata l'ambulanza, dopo un po' sono arrivate 2 pattuglie della Polizia di Stato. Dopo la rissa segnalata dalla nostra redazione all'inizio di settembre, i commercianti e i residenti chiedono ora alle istituzioni di intervenire. I residenti sono costretti a sopportare il chiasso della movida fino a tarda notte, temendo ritorsioni se osano lamentarsi. Purtroppo in questa via si sta verificando una situazione troppo violenta, troppo pericolosa e siamo in centro storico perché ci sono dei gruppi da una parte e gruppi dall'altra. Quindi si incontrano, si scontrano e si pestano in un modo violentissimo. La situazione per chi abita in via Palazzo è divenuta insostenibile, ci dicono. I controlli sono inesistenti. Non so, una sorta di punto franco, zona franca, può succedere di tutto. I vigili non fanno i controlli. E quando chiami polizia o carabinieri ci impiegano un bel po' ad arrivare, perché quando è tutta questa gente bevono, sono già alterati o magari si sono fatti qualcos'altro, qualche altra sostanza, diventano ancora più violenti. Boato nella notte a Musile di Piave per l'esplosione del bancomat della banca Monte dei Paschi di Siena in via Roma di fianco alla chiesa, il botto verso le 4 del mattino che ha svegliato i residenti. Sul posto i carabinieri di San Donà per le indagini e la visione delle telecamere di sorveglianza della banca e della zona. Ladri in fuga con un bottino consistente che si aggira intorno ai 60.000 euro. Sul posto anche la sindaca Silvia Susanna. Cambiamo pagina, continua a far discutere l'apertura del presidente di Fondazione Venezia per la sostenibilità, Renato Brunetta, al nucleare. Porto Marghera potrebbe diventare la sede di una centrale di ultima generazione, ha detto, una proposta che suscita l'interesse di Comune, Confindustria e degli artigiani della CNA. Per gli esponenti del centro-sinistra è una proposta inaccettabile e fuori luogo. Proporre una centrale nucleare a Marghera, a pochi chilometri dalla Basilica di San Marco, in un luogo unico come la Laguna di Venezia, è davvero un'arma di distrazione di massa sui fallimenti della giunta Brugnaro. È una proposta ingiusta, irricevibile, perché Marghera non può essere la discarica di tutto ciò che viene considerato inquinante o pericoloso e ha invece bisogno di un progetto di rilancio. Dello stesso parere è anche Luana Zanella, parlamentare per Alleanza Verdi e Sinistra. L'energia nucleare, lo abbiamo spiegato anche al ministro competente, costa molto di più, deve finanziare lo Stato dove si rifà o sulle tasse o sulle bollette, e quindi avendo la possibilità di avere energia pulita come quella solare o eolica, non capisco perché andiamo in cerca di disgrazie. Non è un tabù, cominciamo a discuterne, sostiene Raffaele Speranzona, senatore della Repubblica per Fratelli d'Italia. Il centro-sinistra non digerisce questa proposta, ma devono capire prima una cosa. Che tutti gli italiani non digeriscono il fatto di avere un'energia che costa 3 volte quanto costa in Francia, 2 volte quanto costa in Spagna. Evidentemente agli esponenti di centrosinistra poco interessa, il costo dell'energia in Italia. Noi crediamo invece che anche quelle che sono le crisi internazionali, che hanno dimostrato quanto sia importante l'indipendenza energetica, ci spingano a lavorare perché l'Italia si doti di tutte le tecnologie utili ad avere in futuro una energia pulita, ma anche una quantità di energia sufficiente per permettere alle nostre imprese di essere competitive nei mercati globali. Ancora uno stop di 20 giorni imposto alla nave di Mediterranea Saving Humans, che dopo aver salvato 58 persone in mare ha disobbedito alle indicazioni della Guardia Costiera. Assume sempre più i contorni di un estenuante braccio di ferro il dialogo tra la Guardia Costiera e la nave Mare Ionio della ONG Mediterranean Saving Humans.
colpita da un nuovo fermo amministrativo e da una sanzione pecuniaria, dopo aver salvato 58 migranti in difficoltà nelle acque del Mediterraneo centrale. La nave era ripartita per la missione in mare solo pochi giorni fa, mercoledì della scorsa settimana per la precisione, e si deve già fermare un'altra volta per altri 20 giorni di stop. Il comandante della nave, Filippo Peralta, e tutti gli attivisti hanno infatti disobbedito all'ordine della Guardia Costiera di raggiungere il porto di Napoli come posto sicuro per far sbarcare i migranti appena salvati. Invece la nave ha virato con destinazione Porto Empedocle, porto molto più vicino, e lì le persone a bordo sono state fatte scendere. Poi però la nave è stata ispezionata e colpita da un altro inevitabile fermo amministrativo della Guardia Costiera. Il comandante ha spiegato che a bordo c'erano persone allo stremo delle forze e che non avrebbero potuto affrontare circa altri 4 giorni di navigazione, e per questo ha disobbedito all'ordine della Guardia Costiera. Il braccio di ferro, insomma, continua. La situazione umanitaria nel Mediterraneo centrale continua ad essere drammatica. Più di 750 persone hanno perso la vita dal 1 gennaio, secondo i dati ufficiali delle Nazioni Unite, ma di sicuro sono molte di più, perché tanti sono stati purtroppo i naufragi fantasma, ovvero quelle tragedie di cui neppure si riesce ad avere notizia. Si è saputo dell'ultimo soltanto grazie all'attività di osservazione aerea dei velivoli civili come Seabird e all'intervento delle navi umanitarie come la Ocean Viking e la Geo Barents in particolare. Voltiamo pagina. Dopo una lunga attesa sono state annunciate le nomine del nuovo Consiglio della Procuratoria di San Marco. 3 conferme, 4 nuovi innesti, tra i quali anche il nome di un consigliere non veneziano che arriva da Macerata, e il dibattito si infiamma. Solo 3 conferme, 4 nuovi innesti e qualche esclusione eccellente, che in città ha provocato molto rumore e grande rammarico tra gli addetti ai lavori in modo trasversale e unanime. Il ministro agli interni Matteo Piantedosi ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione della Procuratoria di San Marco a Venezia, l'ente che ha competenza sulla tutela e manutenzione della Basilica Cattedrale di San Marco, del campanile e delle loro pertinenze. Il nuovo Consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica per i prossimi 3 anni, è ora composto dal professor Renato Brunetta, anche presidente del CNEL e della Fondazione Venezia per la Sostenibilità, dal dottor Renato Poletti, dall'avvocato Bruno Barel, dal notaio Paolo Chiarottini, dall'architetto Alberto Torsello, da Monsignor Angelo Pagan, vicario generale del Patriarcato di Venezia e dunque braccio destro del Patriarca Francesco, e dalla dottoressa Chiara Boldrin. Manca nella lista un nome eccellente, quello del professor Amerigo Restucci, che dopo le dimissioni di Carlo Alberto Tesserin aveva svolto con onore e competenze il compito di primo procuratore vicario anche durante la visita di Papa Francesco a Venezia. A dare fuoco alle polveri ci ha pensato l'avvocato Francesco Mario Delia, presidente dell'Associazione Venezia Libera, più volte candidato sindaco a Venezia, nonché instancabile paladino dell'autonomia. Venezia, Mestre. Abbiamo appreso che il professor Amerigo Restucci non è stato riconfermato, una grande amarezza, perché un uomo che conosce l'architetto, un uomo che conosce le problematiche di Venezia, della Basilica, che abita al Lido. Il riferimento è una nomina foresta, quella di Renato Poletti, attualmente presidente della Fondazione Giustiniani Bandini di Macerata. Il decreto di nomina dei 7 procuratori è stato trasmesso al prefetto di Venezia Darco Perlos. Il nuovo CDA, dopo l'insediamento, procederà alla nomina del presidente primo procuratore di San Marco. I complimenti da parte del sindaco Luigi Brugnaro, ma l'avvocato Francesco Mario Delia, sconcertato, arriva a auspicare l'intervento del Patriarca, anche se la nomina è di competenza del Ministero dell'Interno. Siamo qui al Lido di Venezia, siamo molto amareggiati di questa scelta. E al via Lido di Venezia un'importante esercitazione europea di protezione civile che durerà fino a domenica. Vari gli scenari di emergenza simulati.
Ha preso il via in mattinata a Venezia dopo l'allestimento dei campi base al Lido di Venezia con le tendopoli, la prima esercitazione europea di protezione civile a livello internazionale, impegnati sul campo oltre 600 volontari, tra i quali numerosi truccatori, per rendere più realistiche le finte ferite subite dopo il cataclisma. Vari scenari di emergenza verranno simulati fino a domenica, quando a mezzogiorno sarà dichiarata finalmente cessata la finta emergenza. Prima un incidente stradale, poi un'intensa perturbazione, violenti temporali e allagamenti. A Poveglia è stata rappresentata una diffusa devastazione del territorio per dare il via a EUMODEX Venezia 2024, questo è il titolo della esercitazione. È stato simulato un tornado violentissimo con il crollo di numerosi edifici ed il bilancio tragico di 25 morti, 350 feriti, 250 persone disperse e 16.900 cittadini evacuati. Un'emergenza di dimensioni inaspettate, impossibile far fronte al soccorso con le sole forze nazionali, da qui la richiesta di attivazione del meccanismo europeo di protezione civile. A Venezia, per questa esercitazione, è giunto anche il capo nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Carlo Dell'Oppio, che ha concesso alle nostre reti una rapida intervista. È un'esercitazione a livello europeo. Noi come Vigili del Fuoco, sotto il coordinamento del Dipartimento di Protezione Civile, abbiamo allestito tutti gli scenari. Come può vedere alle mie spalle c'è un'esercitazione che consiste nel raggiungere delle persone rimaste intrappolate all'interno, al di sotto delle macerie, quindi con percorsi orizzontali che simulano il collasso di edifici. Sono da raggiungere le persone e quindi abbattere tutto quello che ostruisce il passaggio e poi mettere in sicurezza e portarla all'esterno. Sono arrivati al Lido di Venezia 3 squadre di soccorritori stranieri da Polonia, Spagna e Danimarca, altre 3 squadre USAID specializzate nella ricerca e nel soccorso tra le macerie sono giunte da Repubblica Ceca, Cipro e Austria. Lo scenario si prestava, quindi abbiamo realizzato tutte queste isole all'interno della città, in vari siti, e poi Venezia, insomma, non c'è bisogno di dire cosa rappresenta Venezia. Siamo allo sport, il calcio, perché domani pomeriggio alle 15 proprio il Venezia ospiterà l'Atalanta a Sant'Elena. Sugli spalti ci saranno 12.000 spettatori per il primo grande big match della stagione a Venezia contro una squadra che partecipa alla Champions League. Ha 7 bisogno di punti il Venezia Football Club, che domani pomeriggio alle 15 in uno stadio Pierluigi Penso, tutto esaurito con 12.100 tifosi sulle tribune, proverà a mettere in difficoltà l'Atalanta, vincitrice dell'Europa League e prima squadra che partecipa alla Champions League ad arrivare in Laguna a Sant'Elena in questa stagione. Si riparte dal Penso, dove esattamente un mese fa è arrivata, prima delle 2 sconfitte in trasferta della pausa nazionali, la prima e fino ad oggi unica vittoria contro il Genova per 2-0. Era il 21 settembre. L'analisi sul match di domani, sempre lucida, dell'allenatore arancione-verde Eusebio Di Francesco. Farò un po' le ultime valutazioni in serata, parlando anche con i ragazzi per vedere se hanno recuperato al meglio. Devo dire che sono tornati tutti, nessuno ha dei problemi particolari. È ovvio che c'è chi ha giocato meno, chi ha giocato di più. Valuterò chi scegliere, chi mettere in campo domani per la partita, ma come ho detto prima, non sono importanti solo quelli che giocano dall'inizio, ma sono ancora più importanti quelli che poi subentrano a gare in corso, dove noi dobbiamo crescere in questo senso ed entrare al meglio dentro le partite, perché può fare la differenza. Grandi elogi anche per il tecnico avversario, un maestro di calcio come Giampiero Gasperini. Gasper per me è un allenatore che una volta si diceva uomo contro uomo, un po' come all'antica. No, vi assicuro che quando tu lo studi, lo guardi, è uno degli allenatori più evoluti che c'è qua in Italia. Era l'ultimo servizio, dopo di questa edizione come sempre il meteo e l'edizione di Treviso. Una buona serata, arrivederci.